Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Attila Total War. Come potete ben vedere, oggi ci troviamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Bene, allora, come avete ben potuto vedere sono stato assente per parecchi mesi e appunto volevo darvi un piccolo accenno, ma partiremo immediatamente con la nostra campagna, state tranquilli. In questi mesi, come avete visto appunto dalla pagina Facebook, sono stato occupato con lo studio, infatti da marzo, da marzo mi sembra che non carico più un video. Sono stato occupato con lo studio di 3 materie universitarie e poi nel video di Eurotrack Simulator vi spiegherò un po' tutto in maniera più precisa. Diciamo che sono riuscito a dare il primo esame a giugno, a fine giugno, quindi quasi luglio, e gli altri due li dovrò dare a settembre, quindi ancora adesso sono un pochettino occupato, però c'è sempre la possibilità di caricare qualche gameplay in più. Nel periodo ovviamente di quando era di marzo, appunto mi volevo prendere anche una pausa dal canale per vedere un po' di pensare su cosa fare, perché diciamo che avevo terminato le idee, ma adesso diciamo che con i nuovi giochi che sono usciti ho visto anche come si stanno evolvendo, per esempio come si sta evolvendo Project Cars e The Witcher, gli altri giochi che usciranno a breve. Sarà davvero molto interessante vedere di portarli avanti. Il problema è che non so se il mio computer li reggerà, però spero di sì, magari a impostazioni medie e così via. Allora, detto questo ragazzi, non voglio dilungarmi troppo perché sennò poi perdiamo l'essenza di questo gameplay, quindi il gameplay di Attila Total War. Poi parleremo in maniera più approfondita e risponderò a tutte le domande nel video di Eurotrack Simulator. Allora, volevo iniziare una nuova campagna qui in Attila perché la campagna precedente, diciamo, l'ho iniziata, non l'ho portata a termine proprio per questo motivo. Adesso ho un po' più di tempo e possiamo dedicarci. Avevo intenzione di iniziare con gli imperi orientali, ho pensato ieri appunto sul da farsi. Gli imperi orientali potrebbero essere interessanti perché non li abbiamo mai giocati. Ci siamo dedicati, mi sembra, abbiamo usato l'impero romano, se non sbaglio l'impero romano d'Occidente, però questa volta volevo utilizzare un po' gli imperi orientali perché mi ispirano, sono molto fighi. Allora, volevo iniziare con una campagna difficoltà difficile perché conosciamo Total War e ovviamente possiamo dedicarci a questa nuova avventura. Avevo messo come obiettivi di vittoria la vittoria militare, eccola qua. La vittoria militare è una delle più interessanti, potete leggere appunto la nostra sopravvivenza. Dobbiamo ovviamente conquistare tutta l'area del Golfo, appunto eccola lì, sicuramente una buona parte del Medio Oriente, e avanzare ovviamente nella nostra campagna magari verso Occidente. Infatti appena entreremo nella partita il nostro personaggino virtuale vi spiegherà un po' tutto come funziona. Ok, ovviamente dobbiamo ricercare tecnologie militari, avere 100 unità in tutto, 16 stati fantoccio, più avanti vedremo a cosa serviranno, e ovviamente 80 insediamenti, questo è molto importante. Vittoria militare selezionata, se non sbaglio le impostazioni della campagna vanno bene, aiuto, perfetto. Iniziamo la nostra campagna. Credo che ragazzi i video li farò più brevi rispetto al passato perché diciamo che non voglio tenere molto occupata la connessione. Voi sapete che dove vivo io, appunto qui al sud, la connessione non è granché e quindi in upload non è che si arrivano a risultati spaventosi. Quindi diciamo che cercherò di fare i video un po' più brevi, quindi magari di 18 minuti, però ovviamente così terrò la connessione meno occupata possibile. Sentiamoci intanto il video iniziale. L'eredità di Ardashir è finalmente al sicuro. Ora devi cercare di far espandere l'impero verso occidente. Roma è divisa e circondata da nemici. Forse non c'è mai stato un momento migliore per riaffermare il naturale dominio dei persiani in tutta l'Asia Minore e il Levante. Il supporto nei confronti dell'impero romano d'Oriente e del suo credo religioso è forte, per cui un approccio costante e continuo potrebbe essere più efficace di una brutale offensiva. Tieni d'occhio il nord, perché gli implacabili Unni e i loro alleati sono in viaggio, assetati del sangue degli uomini civilizzati. Infine, devi imporre la tua giustizia al mondo e gettare le fondamenta di un impero sasanide. Bene, allora abbiamo osservato il nostro piccolo personaggino virtuale che ci ha spiegato un po' la situazione. Allora, questo, se non ho capito male, è il vecchio impero persiano che dobbiamo riportare ovviamente all'epoca di una volta, ma
io dico, è meglio un pochettino espanderci e creare qualcosa di nuovo. Allora, questa è la nostra mappa, principalmente questo è il nostro territorio, ovvero il territorio in giallo. È meglio analizzare la situazione con una mappa adatta, per esempio la mappa degli atteggiamenti. Allora, abbiamo la regione zoroastriana e ovviamente condividiamo con il resto della popolazione del Medio Oriente questa tipologia di religione, quindi la conquista potrebbe essere molto più semplice, tranne in alcuni stati dove ovviamente l'ordine pubblico è sotto lo zero per altri motivi, come i servizi sanitari, la cultura e così via. L'impero persiano è davvero uno dei migliori, secondo me, proprio perché già alla partenza, nel 395 d.C., detiene una grande potenza d'attacco. Abbiamo circa 3 eserciti, uno a est, uno a ovest e uno a sud, che davvero ci danno grandi possibilità di conquista in tutte le direzioni. Il nostro obiettivo è quello di conquistare 80 insediamenti, però secondo me è meglio dedicarci alla conquista del nord, ovvero conquisteremo l'Armenia, proprio perché potete vedere che siamo proprio non in grandi rapporti. Per adesso siamo in una stiamo vivendo un grande periodo, un periodo difficile contro questo paese. Vediamo un po' verso il nord, vedete un po' non amichevole, neutrale, però ovviamente poi abbiamo l'impero romano. Io dico di conquistare questa zona e poi magari dedicarci a una conquista del sud. Abbiamo questi territori che sono sempre in stato neutrale e ovviamente possiamo sfruttarli a nostro favore. Attenzione, intanto, ok, quindi vi ho dato un pochettino un'idea della nostra mappa. Questa appunto è la nostra Italia, abbiamo appunto l'impero romano d'Oriente da questa parte. Per quanto riguarda la ricchezza dei territori, potete vedere che noi abbiamo appunto l'impero più ricco dell'intera area medio orientale. Potete vedere che abbiamo grandi possibilità a livello minerario, agricolo, quindi davvero è un mix perfetto. Allora, ritorniamo qui. Spero di non sbagliare nulla, ragazzi, perché davvero che è tanto che non gioco. Comunque, allora, vediamo il nostro confine. Allora, perfetto. Abbiamo questa bella cittadina di confine, Nisbis. Io direi di lasciarla per adesso così. Ecco, vedete un po' gli eserciti già come sono belli compatti. Abbiamo già arcieri, cavalleria, davvero tanti elementi. Allora, vediamo di aggiungere qualcosa. Ecco, per esempio, in questa zona abbiamo tanto cibo. Lasciamo perdere i campi. Vediamo un po': gregge di pecore, mandria di cammelli, 70 derivante dall'allevamento, squallore, ricchezza. Abbiamo anche i campi di grano per il cibo. Allora, squallore, cibo extra, ricchezza derivante dall'agricoltura. Perfetto, qualche campo di grano potrebbe essere utile. Sono rappresentate dalle icone di edifici in rovina sulla mappa della campagna. Ah, ecco. E contengono le rovine degli Sì. insediamenti abbandonati. Sì. Potresti riscontrare un calo della fertilità nei territori che circondano insediamenti abbandonati di recente. Sì, e praticamente lei parla di territori che si ritrovano proprio qui al sud, in questo territorio dell'Arabia antica, che sono desolati, ma per adesso non ci interessano. Va bene, abbiamo potenziato la nostra prima città. Ecco, nella capitale credo che sia tutto per adesso al massimo, non ci sono possibilità di potenziamento. Ok, vediamo un pochettino in questa cittadina. Ah, noi abbiamo potenziato quest'altra. In questa cittadina vediamo cosa possiamo fare. Un villaggio per aumentare l'ordine pubblico, la crescita, la ricchezza, sviluppo stradale, fornisce una guarnigione. Ecco, potrebbe essere un ottimo punto d'attacco magari per i prossimi territori. Vediamo un po' se non sto sbagliando. Allora, vediamo, perché io un attimo questa mappa un po', vediamo un po', mi confondo. Quindi noi stiamo potenziando questa cittadina qua che è Arbela. Vediamo un po', eccola qua, l'insediamento è Arbela. Ok, noi dovremmo passare da Nisbis e attaccare l'Armenia. Vediamo un po', ecco l'Arbela, ecco, fare questo giro, perfetto. Nisbis io non la vorrei potenziare tanto perché è una piccola città e ovviamente potete vedere che già qualche problema di ordine pubblico, ci sono i servizi sanitari, ma non lo so, meglio basarci su una città che ha anche un ottimo sostegno da parte della popolazione. Quindi, allora, io per esempio qua in un terreno non sviluppato metterei qualcosa a livello militare. Campo di leva, per esempio, capacità di reclutamento dell'esercito. Bene, per quanto riguarda il borgo, creiamo un villaggio per dare anche più supporto ai nostri attacchi. Mentre a Mesan, che è qui nel golfo, ecco, io più che altro in questa zona qua non metterei delle darsene, delle zone di, per esempio, reclutamento di navi, perché sono zone un pochettino morte. Potete vedere che non possiamo andare oltre il nostro il Corno d'Africa, cioè non possiamo andare ad esplorare tutta la zona dell'Africa del Sud. A malapena possiamo arrivare a fare il giro. Potete vedere, aspettate, vediamo un po'. Invece no, aspettate, forse si può attraversare anche il canale di Suez. Vediamo un po' se è vero. Ah, pensavo che non si potesse andare. Vediamo, allora, vediamo di capire. Io posso partire direttamente da qui. Dov'è? Che è la nostra cittadina di mare. Ecco, vediamo se si può scendere.
Ecco, oltre non si può andare. Quindi ragazzi, questo sarebbe il Corno d'Africa della Somalia, se non sbaglio. Questo dovrebbe essere lo Yemen. Quindi si scende di qui, si entra nel nel canale di Suez e si esce dall'Egitto, se non sbaglio. Si può fare questa strada. Ecco, potremmo dedicarci a questa zona di conquista. Quindi ragazzi, magari la Darsena la lasciamo in cassa, perché potrebbe essere utile anche una conquista di questi territori del sud. Bene. Allora, sfruttiamo la nostra seconda città importante come Stakhr. Allora, abbiamo una piazza, il bazar, commercio, bene, sviluppo stradale, ricchezza, reclutamento delle spie, oppure il palazzo della giustizia. L'ordine pubblico qui è importante perché ne abbiamo -1, ricchezza. Sto dando anche un'occhiata ragazzi un po' a tutto. Questa città sul mare non credo che ha bisogno di potenziamenti, mentre quest'altra qui, eccola, perfetto, questa Bahedzir, possiamo magari mettere qualcosa di interessante. Per esempio, vediamo un po'. Campo di grano, mandria di cammelli, squallore, -1, ordine pubblico, però davvero ricchezza per quanto riguarda l'allevamento. Vediamo cosa ci rende migliori, i cavalli oppure i cammelli. 140 dall'allevamento per il livello di fertilità. Ma penso che i cavalli siano ragazzi migliori, quindi vediamo di sfruttarli, anche se i cammelli hanno una resistenza migliore nel deserto. Però Susa, vediamo cosa possiamo fare da queste parti. Abbiamo ancora 2350 monete. Io sto cercando di assicurarmi un budget. Ah, eccoci qua, le officine. Dov'è questa città? Eccola qua. Vediamo un po'. Produttore di tegole o essiccatoio di mattoni rossi, 750 e 5% dagli istituti culturali. Bene ragazzi, vediamo di potenziare intanto il nostro apparato economico, perché senza soldi non si va da nessuna parte. Allora, abbiamo un esercito qui nel nord che ci protegge da questa zona, un altro esercito nella capitale e un altro esercito ancora ad Arbela. Quindi ragazzi, mi raccomando, date un'occhiata alla mappa. È questa, lo so che ancora viene difficile anche a me orientarmi, infatti faccio un po' di fatica, però è bella ragazzi anche questa campagna, state tranquilli. Potenziamo per adesso le strutture militari, scusate, così sbloccheremo subito gli arcieri persiani, eccoli qua, e i lancieri. Appena scopriremo ragazzi questi nuovi elementi d'attacco, ci lanceremo nell'avanzata. Allora, volevo vedere un po'. Allora ragazzi, pensate così la nostra mappa. A Nisbis vediamo di lasciare un po' un punto di riferimento, il nostro confine massimo, le colonne di Ercole. Con questa unità armata dovremmo andare avanti e dichiarare guerra, se non sbaglio, eccoci qua, agli armeni. Gli armeni, perfetto ragazzi. Quindi questo è il territorio degli armeni, hanno come cittadina Zop, Paktrian e Dvin, eccoli qua, Dvin, ecco, analizziamo il territorio, quindi potremmo dirigerci verso questa città, conquistarla rapidamente, andare avanti verso Dvin e poi scendere da quest'altra parte. Ok, alla nostra destra invece non abbiamo gli armeni, ma abbiamo, abbiamo questi altri ragazzoni che ovviamente, gli atropateni, mamma mia, che... Vediamo un po', è uno stato fantoccio, quindi è una specie di vassallo, otteniamo tributi, abbiamo il transito militare, quindi è una specie di stato cuscinetto che ci permette di muoverci come vogliamo. Quindi possiamo intrufolarci e prenderci questa regione, poi magari andare ancora più avanti, prenderci queste altre due e magari anche avere uno sbocco sul Mar Caspio. Vediamo, proviamo a prendere questo territorio che sembra anche, vediamo un po' se è abbastanza ricco. Vediamo un po'. Ecco, non è così, cioè è di media ricchezza, più o meno come le altre zone del Medio Oriente. Allora, ragazzi, avete un po' capito la nostra situazione. Intanto vediamo se possiamo reclutare qualcosa. Esclusivamente reclute persiane. La banda di Paigan che cosa dà? Vediamo. Allora, cos'è questo? Vediamo un po' se mi ricordo come... Eccoci. Allora, attacco 25, danni 25, 25, 25. Questi quanto danno? 24, però hanno 32. Fanteria con lancia, sono entrambe fanteria con lancia. Armatura 43, 43. Ecco, sono leggermente... Ah, si equivalgono, dai. Quindi, va bene. Catafratti persiani. Questi sono catafratti di Sarvan. Vediamo un po' cosa cambia. Sì, diciamo un po' questi sono migliori. Arcieri a cavallo, abbiamo anche gli archi persiani che sono ottimi. Per adesso ragazzi non reclutiamo nulla, meglio investire i nostri soldi nell'economia. Bene, quest'altro esercito io direi di portarlo un po' più avanti. Per esempio lo portiamo a Nisbis per migliorare l'ordine pubblico. Ok, sì, scusate, perfetto. Basta signorina, un attimino di pace. Allora, ragazzi, mi sa che abbiamo ultimato tutto. Ok, bene, bene, bene. Allora, passiamo il turno. Intanto salviamo una nuova partita. Impero Sassanide primavera. Perfetto, salviamo la nostra partita.
Sono contento ragazzi di essere tornato a fare video perché davvero era... dov'è il... eccolo qua, fine turno. Era... il governatore. Sì, signorina, tutto a posto. Allora, governatore. Io ancora le regioni non le so bene. Vediamo di darla alla capitale, Auristan. Ecco qua, un nostro responsabile. Più che altro un combattente, un personaggio. Come faccio a sapere le sue caratteristiche però? Eccole là. Vediamo, età, vabbè, 25 anni, 8 di influenza, autorità, astuzia, me le ricordo ancora queste cose, perfetto, 3, tutti uguali sono. Però mettiamo quello che è meno autorevole, perché così ci crea meno problemi con la corruzione. 21 anni, abbastanza giovane. Scusate. Qua lo voglio mettere. Ma costa 425? Vabbè, però è importante. L'ha messo dove vuole lui, ovviamente. Bene, addirittura possiamo sfruttare gli uffici per... questa è la nostra famiglia, possiamo ovviamente posizionare delle... possiamo dare magari delle cariche, però non credo che si può fare ancora, vediamo un po'. No, penso che ancora... Questa cosa è nuova ragazzi, non me la ricordavo degli uffici. Il controllo misura la tua conoscenza della politica, il tuo potere sull'elite cambia man mano che i membri della tua famiglia si invischiano in intrighi politici, si svolgono eventi della campagna. Quindi ragazzi, attenzione, perché possiamo avere anche problemi con il controllo di tutta la nostra, diciamo, con la nostra famiglia. Per adesso ragazzi lasciamo un attimino così. Voglio vedere queste nuove icone che non ho mai visto. I dettagli li possiamo mettere anche così. I deceduti. Mostra nascondi i deceduti. Potere influente. Ecco qua. Allora abbiamo -3 di ordine pubblico, ma diciamo anche una pressione fiscale leggermente superiore alla norma. Dominio, il dominio misura la tua influenza sulla fazione, il tuo potere sul popolo. Va bene, ok. Siamo per adesso messi bene ragazzi, però vorrei capire meglio questa storia degli uffici, magari se qualcuno di voi è più esperto. Allora, puoi ancora emanare un editto in una delle tue province. Allora, vediamo un pochettino, scegliamo una provincia, perché proprio questa? Solo in questa provincia possiamo emanarlo. Wow, allora, crescita 10, vediamo un pochettino, corruzione, costi di reclutamento 10%, più che altro vorrei migliorare l'ordine pubblico, perfetto. Ok, ottimo ragazzi, vediamo di entrare direttamente in questa regione, con questo esercito ci basiamo per adesso qui e passiamo il turno. Come vi ho detto sono contento di fare adesso gameplay, vediamo un pochettino, adesso non sono sicuro di quanti gameplay farò uscire al giorno, però vediamo, devo ancora decidere quale giochi fare, volevo portare avanti Attila perché avevo voglia di ritornare a fare qualche battaglia. Che è successo? Combina matrimonio. Allora, questo popolo del sud ci chiede di far sposare ovviamente una loro figlia. E abbiamo già, vediamo un po', uno stato fantoccio, previsioni sul commercio, un transito militare, riceverai questo pagamento se ovviamente combiniamo un matrimonio del genere. Ma io ragazzi rifiuterei perché non ho intenzione di conquistarla questa zona, quindi davvero poi metteremo problemi, creeremo problemi inutili. Vi ho detto non so quanti gameplay farò uscire. In seguito a un nuovo accordo è stata aperta una rotta tra il tuo territorio e quello del tuo nuovo partner commerciale. Pattugliala con cura, perché i nemici cercheranno presto di attaccarla, danneggiando così l'economia. Ovviamente ragazzi siamo in estate, qui in questa zona il caldo davvero è insopportabile, ovviamente il nostro popolo soffre tutto ciò. Vediamo di far aumentare un po' l'ordine pubblico da questa parte, perfetto. Bene, con questo esercito, vediamo un po', abbiamo ancora abbastanza soldi per fare qualcosa, abbiamo tutto un po' in costruzione. Bene, vediamo qua a Susa cosa sta succedendo. Abbiamo addirittura un luogo sacro che se ovviamente lo portiamo avanti possiamo recuperare un po' di ordine pubblico. Consumiamo 20 di cibo, ma io lo voglio fare, perfetto. Un altro allevatore di cavalli potrebbe essere interessante anche per migliorare il cibo in questa zona. Abbiamo terminato i nostri soldi, non importa. Ok, vediamo di spostare un esercito di questi, che abbiamo anche l'onagro ragazzi.